nelle notti invernali che varcano orizzonti portando dei segnali. Ci sono stelle e comete che tracciano una via per arrivare al bivio di una periferia. Non vedo nuovi giorni nel volto di quei vecchi che guardano i paesi di case senza anima. Voci di maggio, un maggio così non c'è mai stato. Siamo in compagnia di Aldo Manunta, che è il direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra. Tempaccio, Sì, oggi purtroppo il tempo non è dei migliori, però la manifestazione va ugualmente avanti, insomma. Non sono sicuramente le condizioni meteorologiche a rovinare quella che oggi è una grande festa. Cosa significa essere direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra e cosa tutto sta facendo la Coldiretti per fare la promozione poi di quelli che sono i prodotti locali? Coldiretti è la principale organizzazione agricola nazionale e anche provinciale e regionale. Coldiretti sta portando avanti un progetto che è un progetto per una filiera agricola tutta italiana fermata dagli agricoltori, che ha lo scopo di riportare redditività alle aziende agricole, attraverso la riscoperta di quelli che sono i prodotti locali, perché è soltanto attraverso la promozione dei prodotti locali che poi si porta l'economia anche nei territori. Oggi si festeggiano i 10 anni di Voci di Maggio, 10 anni importanti che hanno comunque regalato grandi successi alla città di Nuoro. Sì, questo è il decennale, una manifestazione che sin dal primo anno è stata appoggiata da Coldiretti, ed anche in questa occasione noi ci siamo assolutamente ben promossi per sponsorizzare ulteriormente questa manifestazione. Oggi abbiamo supportato la manifestazione attraverso un'esposizione di prodotti locali che, come dicevo, sono fondamentali per promuovere il territorio. Purtroppo non ci sarà la gara di tosatura, che cercheremo di recuperare quanto prima a causa delle condizioni del tempo. Allora direttore, io le faccio i complimenti per il buon lavoro che state sempre facendo come Coldiretti. Grazie. Ma vi faccio anche i complimenti per ciò che è stato fatto. Lo ricordiamo, Sapparadura in Abruzzo pochi mesi fa, noi come Teleregione siamo stati presenti e abbiamo raccontato insomma questo momento importante per i nostri amici abruzzesi. Quest'oggi, a proposito di Coldiretti, ci sono anche i prodotti locali abruzzesi. Sì, oggi abbiamo la visita di alcuni produttori abruzzesi, ci ha fatto molto piacere, insomma, questo proprio per significare che comunque sia in tutti i territori è importante promuovere il prodotto locale, perché il prodotto locale poi promuove anche il territorio. Quindi sicuramente un connubio importante, e i nuoresi hanno potuto assaggiare quindi specialità sia nostrane che specialità abruzzesi. Noi intanto, mentre stiamo parlando proprio in questo momento, stanno andando in onda le immagini poi dell'Abruzzo, di ciò che è stato proprio in occasione purtroppo di quel terremoto dello scorso aprile. Sì. Cosa gli è rimasto nel cuore poi di questa regione, di questo territorio? Visitare l'Aquila è stato un momento abbastanza toccante, perché è come se il tempo si fosse fermato. Quello che è l'augurio di tutti quanti è che anche quelle popolazioni possano riprendere a vivere nella normalità, e questo speriamo anche quanto prima. Purtroppo la tragedia ci ha toccato molto, e la dimostrazione di come il gesto di solidarietà dei pastori sardi ne è proprio appunto la dimostrazione. Come detto, noi ci auguriamo che la situazione in Abruzzo possa ricominciare a funzionare come era prima, insomma. Lo speriamo. Intanto noi a questo punto ci spostiamo e continuiamo a raccontare questa giornata ventosa e piovosa di Voci di Maggio. Grazie direttore. Grazie a voi.
Sicuramente questa è una giornata di quelle Da quasi ricordare. da ricordare. Sta arrivando il sole però. Sì, portiamo fortuna. Portiamo fortuna, siamo arrivati noi e portiamo il sole. Allora, Radio Internazionale a Voci di Maggio non potevate certo mancare. L'abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno lo rifacciamo, siamo arrivati ben presto come si vede. Volevamo portare il sole, per il momento non l'abbiamo portato, però speriamo che arrivi. Ho visto i preparativi al quadrivio, sono arrivati i nomadi, ci saranno grandi nomi della canzone italiana, grandi nomi come solito della canzone della Sardegna. Vedo Gigi più che mai alle prese con 1000 preparativi e voi del resto come sempre. Dai. Radio Internazionale è sempre molto vicina a quelle che sono comunque le tradizioni, ma soprattutto quella che è la musicalità dell'isola. Sì, quest'anno ancora di più e spero che il futuro tra l'altro sia proprio in quella direzione. È una impostazione che stiamo cercando di dare. Scusa, aspetta. Fai. Ma invece di fare, vieni qua Cristian, cioè stanno facendo... No, fanno ignori. Ma voi non vedete? Ignori. Vieni qua, vieni. Ignori. Ragazzi, vieni qua, vieni. Stavo facendo un discorso serio. Parlando alle telecamere, no. Stavo facendo un discorso serio, vai via. No, lascialo qua che lui porta fortuna. Niente, se mi fate finire poi me ne vado là che vedo del formaggio che dovrebbe essere molto buono. Sarà quella la nostra intenzione, sì. Abbiamo fatto un bel programma. Guarda anche la camera, che qui non siamo in radio, Tommy. No, ma io guardo il formaggio che c'è là che sta tagliando. Posso? Io lascio il loro microfono. No, io aspetta. torno dopo col formaggio. Vai. No, aspetta, io volevo dire una cosa a Paul. Devo guardare là? Sì. Devo dire una cosa a Paul. Se potresti farmi lo spot per Voci di Maggio che poi andrà in radio? Ma come no, volentieri. Cioè, però devi dire... Cosa devo dire? Devi dire così. Speciale Voci di Maggio 2010. Paul De Santi vi presenta. E poi parte il programma. Bellissimo. Fiore sardo DOP, buonissimo. Fiore sardo di Gavoi, un formaggio eccezionale. È un formaggio di Gavoi, è un formaggio eccezionale. Nome e cognome? Io mi chiamo Erizio Pranteddu, vengo da Domus Novas, provincia del Carbonia Iglesias. Sono qua per questa manifestazione che è il 10° anno che il gruppo di Stentales, nonché l'amico Gigi Sanna, per anni ha stabilito che questa data, Voci di Maggio, però quest'anno è pioggia di maggio, una serata eccezionale, una serata piovosa, sperando comunque che per questo pomeriggio il concerto sia un concerto eccezionale. C'è un angolo di luce. Noi siamo in compagnia di Michele Enrico che è il direttore della Coldiretti Regione Abruzzo. Ci siamo lasciati proprio in Abruzzo qualche mese fa, purtroppo dopo i tragici eventi nella vostra regione, e ci troviamo oggi qui in questa grande occasione di Voci di Maggio. Sì, per noi è stato importante ritornare qui per venire a ringraziare ancora una volta del grande gesto che abbiamo ricevuto da parte della Sardegna. Devo dire che tutta l'Italia si è mossa a sostegno del tragico evento abruzzese, però quello che è rimasto nel cuore di tutti è proprio l'iniziativa sarda del dono delle pecore ai pastori abruzzesi. La cosa più significativa è che in quel momento ormai era calata una grande rassegnazione tra la gente d'Abruzzo e in particolare in agricoltura. Ha contribuito in maniera molto significativa a un risveglio quasi ad imporre ai pastori, agli agricoltori, agli imprenditori agricoli tutti una sorta di scatto d'orgoglio, di scatto di appartenenza a quel territorio e devo dire che da quel gesto insomma si comincia a registrare un grande risveglio anche dell'agricoltura nelle aree terremotate, ma non solo, in tutto l'Abruzzo. Tanto noi lo ricordiamo, siamo a Nuoro in occasione di Voci di Maggio, il decennale. Tra l'altro quest'oggi oltre agli amici dell'Abruzzo ci sono anche tutti coloro insomma, della protezione civile che hanno dato grande mano insomma, in occasione poi del terremoto purtroppo che c'è stato lo scorso anno. Sì, vabbè, è evidente che un ringraziamento va rivolto anche a tutti coloro che si sono adoperati per contribuire intanto alla gestione dell'emergenza e devo dire, me lo lasci dire insomma,
che come Coldiretti noi il 7 mattina eravamo già attivi con un campo base dove abbiamo accolto tutti gli aiuti di tutto il mondo Coldiretti per erogarli, per girarli a tutta la popolazione dell'area, naturalmente, in prima battuta, almeno per un mese. Poi dopo è ovvio che abbiamo orientato tutto il sostegno alle imprese agricole. Quello è stato un grande momento che ci ha visti molto vicini alla protezione civile. Pensate che nel campo base che abbiamo organizzato in quella circostanza scendevano gli elicotteri della protezione civile nelle prime ore, perché noi eravamo già forniti di viveri, di acqua, di latte, di tutte le materie prime, persino pannolini per bambini, omogenizzati per bambini, e questo naturalmente ha avvicinato molto noi a loro, e devo dire insomma che da parte mia, così come l'ho fatto in altre circostanze, ancora oggi voglio rivolgere un grande ringraziamento alla protezione civile per quello che ha fatto in Abruzzo e per quello che fa in giro per l'Italia.